Nome. Pietro Padovani. Enrico Pavanello. Simone Brunello. La meccatronica nella tua vita. Meccatronica nella mia vita è il modo di ragionare in modo schematico e in modo da arrivare alle soluzioni nel miglior modo possibile, e dal punto di vista lavorativo è un grande mondo dove c'è sempre bisogno di miglioramento. Per me la meccatronica è un obiettivo, una passione, perché dopo aver fatto un liceo scientifico mi mancava tutta la parte pratica, quindi è un po' quello dove volevo arrivare. Per me meccatronica significa arrivare a capire come funziona qualsiasi cosa in qualsiasi ambito della vita, non solo tecnico. Erasmus, dove? In Austria, vicino alla città di Linz, precisamente a Enns. Slovacchia, Bratislava. Ungheria, Budapest. In quale azienda? Salvagnini. Mavis. Fiorentini. E in che cosa ti hanno messo alla prova? Mi hanno messo alla prova nell'essere responsabile delle mie azioni, del mio lavoro, e mi hanno dato la possibilità di conoscere l'azienda, il mondo Salvagnini, e di integrarmi anche dal punto di vista sociale con i colleghi. Responsabilità, capacità di improvvisare, di inventare, di creare nuovi standard e di comunicare. Mi hanno dato molta responsabilità, mi hanno dato la possibilità di creare dei nuovi standard per la gestione delle non conformità in ambito di controllo qualità. E qual è stato il momento più difficile? Il momento più difficile è stato il primo giorno, i primi 2 giorni, nella quale bisognava subito dimostrare di cosa si è capaci. L'ultimo periodo che il progetto doveva finire c'era poco tempo. I primi 3 giorni, perché sono arrivato con questo progetto tra le mani, un po' allo sbaraglio, senza un minimo di formazione. E invece l'esperienza che ti ha fatto dire wow, che bello. Gli ultimi giorni in cui abbiamo presentato il nostro lavoro prima al capo ufficio e dopo al capo della Salvagnini, che sono stati molto, molto soddisfatti e ci hanno premiati, sì, anche dal punto di vista lavorativo. Quando ho visto che lo standard che avevo inventato ha iniziato a funzionare. Nell'ultimo periodo, quando ho presentato il progetto finale a tutti i dipendenti e anche al capo di Fiorentini Ungheria, si sono congratulati tutti con me. E la collaborazione con i colleghi all'estero? Ottima. Fantastico. Tutti molto disponibili. In una parola, riassumi il tuo Erasmus. Non è un addio. Capacità di improvvisare. Spero di ritornare. E da grande cosa farai? Da grande mi piacerebbe fare il technical service oppure lavorare all'interno di un ufficio per la documentazione interna. Io vorrei fare un lavoro dove posso mettere il mio contributo, dove il mio contributo sia una differenza, insomma, possa fare la differenza. Portare miglioramento continuo in un'azienda e poter viaggiare.